Vigonza resta in carcere Andrea Favero, il 38enne che ha ucciso Giada lanciandola dal cavalcavia della 4, un uomo in silenzio davanti al giudice. In queste ore l'autopsia sul corpo della donna forse è stata gettata già morta in strada. Lunedì sera a Vigonza una fiaccolata in memoria di Giada dalla casa dove abitava il cavalcavia della morte. Ce lo chiede la comunità, dice il sindaco. Il papà della vittima telefona in comune e dice grazie. Maltempo e nubifragi a nord-est, è colpito gravemente il Friuli Venezia Giulia. Allarme a Premariacco per la piena del Natisone. 3 giovani dispersi travolti dall'acqua. In Veneto la nuova ondata di maltempo ha colpito soprattutto il Vicentino e il Veneto orientale. Bomba d'acqua e allagamenti tra Malo e Marostic e nella Bibbione che attende il concerto di Vasco Rossi. Affidano i risparmi di una vita ad un agente assicurativo che promette loro investimenti e invece spende i loro soldi. 2 coppie di anziani raggirati a Treviso, in fumo 150.000 euro. Bufera politica dopo il comunicato del Consiglio pastorale diocesano di Padova sulle elezioni. Votate chi sostiene l'Europa, l'integrazione e l'accoglienza, e la Lega va al contrattacco. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Torniamo al femminicidio di Vigonza. È attesa in queste ore l'autopsia sul corpo di Giada Zanola, la 33enne uccisa martedì notte dal compagno. Per Andrea Favero oggi l'interrogatorio di garanzia in carcere. Vediamo. Vi dico solo tecnicamente che si è avvalso la facoltà di non rispondere. Può ripetere? Non ho sentito. La facoltà di non rispondere. Si è avvalso la... Però basta, perché sapete che tra l'altro non avrà fatto istanza. Sapete che i sostituti non hanno il divieto di intrattenere rapporti con i giornalisti. Ricordatevi sempre che c'è la presunzione di innocenza, che siamo in fase di indagine, una fase molto fluida e delicata. Davanti al pubblico ministero Giorgio Falcone e al giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro, Andrea Favero si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio di garanzia è durato quasi 2 ore. Alla fine il fermo non è stato convalidato, ma il giudice ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere. Andrea Favero resta dunque in cella con l'accusa di omicidio volontario della compagna Giada Zanola. Il suo avvocato chiede che venga tutelato il figlio della coppia, che ha appena 3 anni. No, non è mia intenzione rendere dichiarazioni, davvero non è il momento questo. Peraltro c'è un minore coinvolto, per cui credo che sia proprio l'interesse di tutti mantenere in questo momento, scusate perché la massima tutela nei confronti di questo bambino e delle famiglie che stanno veramente vivendo una situazione davvero penosa. Quel che è stato cristallizzato sono le parziali ammissioni fatti da Favero durante il fermo di mercoledì notte. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada. Andrea Favero ha raccontato dell'ennesimo litigio con la compagna avvenuto martedì sera, poiché lei si è allontanata a piedi e lui l'ha raggiunta facendola salire in macchina. Il percorso verso il cavalcavia e poi il buio. Andrea Favero dice di avere un vuoto di memoria. Il 38enne la mattina ha anche mandato un messaggio al numero di Giada chiedendole se era già andata al lavoro e rimproverandola di essere uscita senza salutare lui e il figlio. Un tentativo di sviare le indagini. Tanti gli interrogativi. Giada Zanola era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. A questo dovrà dare risposta l'autopsia attesa in queste ore. Verranno svolti anche esami tossicologici visti i timori palesati dalla 33enne che ad un'amica via messaggio aveva scritto di temere per la propria vita e di venire avvelenata. All'amica Giada aveva anche spedito foto con ecchimosi e segni di percosse durante i numerosi litigi con il compagno. Del comportamento violento di Favero aveva anche parlato con un uomo con cui da poco aveva iniziato una relazione. Anche al fratello Giada aveva raccontato che Andrea Favero non accettava l'idea di una separazione. Tra le ammissioni fatte dal compagno, la paura che la donna non gli facesse più vedere il figlio di 3 anni. E si è stretta da subito alla famiglia di Giada e il figlio di 3 anni tutta la comunità di Vigonza, che lunedì sera in via Prati si ritroverà per una fiaccolata che partirà proprio da casa della coppia fino al cavalcavia della morte. Il dolore di una famiglia, quella di Giada Zanola, che dal bresciano chiede giustizia attraverso questo post sui social della sorella. Il dolore di un bambino di 3 anni, la mamma non c'è più, il papà è in carcere. Dovevano sposarsi il 21 settembre prossimo nella chiesa di Vigonza. Giada Zanola e Andrea Favero avevano preparato tutto. Mancavano le pubblicazioni, ma il parroco di Vigonza pochi mesi fa avevano detto che tutto sarebbe stato annullato. La crisi tra i due probabilmente era già profonda, una comunità che soffre, che vuole far emergere il suo dolore, da qui l'idea di una fiaccolata lunedì prossimo alle 20:30 in via Prati. E partirà
da casa di Giada e arriverà fino a quel terribile posto in cui, da cui è stata lanciata. E questa è una cosa bella perché nasce proprio dalla gente che mi ha chiesto, cerca un modo per esprimere proprio tutta la solidarietà, l'affetto e anche per sfogare un po' questa sofferenza che c'è. A chiederla per primi i residenti di Via Prati è scosso il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. Come i suoi cittadini pensa al piccolo di 3 anni e pensa a Giada. Insieme ai suoi cittadini il dolore può essere condiviso. È bello che una comunità, anche davanti a una tragedia così forte, si ritrovi e faccia quadrato a tutela poi soprattutto di questo bambino che frequenta il nostro asilo parrocchiale e quindi per tante famiglie è conosciuto. In comune anche la telefonata di Gino Zanola, il papà della vittima. La mia segreteria ha ricevuto questa telefonata di ringraziamento per le parole che io e tutta l'amministrazione e tutta la città di Vigonza in realtà abbiamo espresso e l'affetto che sta sentendo e che anche nei confronti soprattutto del nipotino c'è nel nostro paese. Siamo ora al maltempo a nord-est, sono ore disperate di ricerche in Friuli, a Premariaco, siamo in provincia di Udine per la sorte di 3 giovani, un ragazzo e 2 ragazze dispersi dal primo pomeriggio di oggi a causa della piena del Natisone. Li vediamo in un video drammatico nel quale si abbracciavano poco prima di sparire alla vista dei testimoni. Poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono, si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore. Quando sul posto sono giunti i soccorritori non hanno individuato chi ha lanciato l'SOS, le ricerche sono in corso in questo momento anche con l'elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia e poi sul posto ci sono anche i carabinieri. Ed è il Vicentino ad andare maggiormente di nuovo sott'acqua a distanza di una settimana dall'ultima ondata di maltempo. Tra stanotte e stamattina un violento nubifragio ha colpito soprattutto la zona di Malo e Monte di Malo. Vediamo. C'era un fiume, un torrente che correva, c'erano addirittura auto bloccate in mezzo alla strada e qua da noi passava, usciva fuori dalla porta, andava fuori nell'orto fino al confine col vicino e non è la prima volta. Cioè se ogni 2 settimane dobbiamo stare qua a spalare fango, cioè non sappiamo più cosa fare. Un torrente d'acqua in casa, dalla strada invade il giardino. Immagini che danno la dimensione della situazione che i residenti di via Brandellero si sono trovati davanti agli occhi stamattina. A distanza di una settimana è tornato l'incubo, si svuotano ancora gli scantinati, i magazzini delle aziende invasi dal fango. È un casino sotto, l'acqua è salita fino ai ginocchi. Per fortuna siamo riusciti a tirare fuori in tempo le macchine e tutto. I vari canali che abbiamo non sono riusciti a farla defluire. È praticamente esondata dai canali di irrigazione che abbiamo e si è fatta strada nei campi ed è arrivata direttamente da dietro. Noi qua siamo un po' più bassi e l'acqua è praticamente filtrata all'interno delle cantine e praticamente ha fatto livello da basso, circa 1 metro d'acqua. Ecco. Voi là tenete formaggi, che cosa c'è? Sì, abbiamo i formaggi, gli stagionati principalmente e adesso stiamo pulendo. E poi ovviamente si farà la conta di quello che sarà da buttare. Sono stati 150 gli interventi della Protezione Civile nel comune di Malo, volontari a lavoro dalla collina alla pianura, chi mette a disposizione mezzi e uomini e si lavora per il ripristino. Un po' tutto non ha più retto, dai campi fossati alle tubature di scolo e a tutte le rette, diciamo così, anche fognaria, perché a un certo punto avevamo le strade provinciali proprio allagate. Voi avete indetto una raccolta fondi per gli alluvionati, ma che ovviamente si riferiva all'alluvione della settimana scorsa. Sì, sicuramente sarà estesa anche alle persone colpite da questa bomba d'acqua incontrollata che ha colpito la zona nostra. Stamattina siamo stati chiamati da Malo e serviva aiuto all'interno del mutuo soccorso del sistema di protezione civile provinciale. Siamo venuti qua con una squadra e ci sono dei svuotamenti da fare. Colpito anche il comune limitrofo di Monte di Malo, in cui il corso d'acqua Valmaria ha rotto l'argine allagando la carreggiata lungo le vie Gecchelina e via Sile. Sindaco e volontari hanno creato un argine di ghiaia per evitare che altre abitazioni finissero sott'acqua.
La grande precipitazione d'acqua in queste ore nel Vicentino ha anche provocato danni ad abitazioni e campagne, ma un'infiltrazione d'acqua si è verificata in una delle gallerie della superstrada pedemontana veneta. Guardate. Allagamenti dovuti al maltempo oggi hanno interessato anche la galleria della Pedemontana a Malo. Questo è il video postato dagli utenti in Facebook. A confermare l'evento il direttore tecnico della SPV, il dottor Roberto Russo, che attesta la fuoriuscita d'acqua verso le 9:15, un disservizio che però sarebbe stato risolto nel giro di un paio d'ore. La Regione Veneto ha chiesto spiegazioni formali all'ente gestore, riservandosi in una lettera eventuali richieste di indennizzo se venissero accertati danni di qualunque tipo. A Marostica evacuate 12 persone a Crosara e l'area collinare a fare paura. Poche ore di pioggia scrosciante sono bastate per rimettere in allarme il territorio. A Pianezza alcune vie sono state completamente allagate, trasformate in fiumi in piena. Stesso copione a Marostica, ma se nella parte di pianura l'allarme è rientrato in breve, con l'acqua che è fluita negli scoli liberando le strade, in collina le ulteriori piogge stanno pesando su un'area dove è massima la tensione frane. A oggi se ne contano 45, solo a Crosara sono 6 quelle che gravano sull'abitato, tanto che giovedì sera il sindaco Mozzo, che già aveva chiuso le scuole, ha deciso per l'evacuazione di 4 famiglie, 12 persone. Stiamo cercando di lavorare per garantire la sicurezza, che è la nostra priorità. E poi ho deciso di chiudere anche le scuole. Una cosa che devo dire oggi si è dimostrata fondamentale, in quanto abbiamo avuto numerosi allagamenti nella zona di pianura. Il Longhella si è alzato in modo importante e stiamo facendo le verifiche degli argini in questo momento. Abbiamo dovuto chiudere anche perché il tombotto di scarico passa sotto la provinciale, quella alle mie spalle, è la strada provinciale che collega Marostica, di fatto il basso della pianura all'altopiano di Asiago, una via prioritaria che ha un alto flusso di traffico. Abbiamo chiesto aiuto anche al comune di Lusiana Conco, che ha già predisposto anche in area di competenza tutte quelle che sono le segnaletiche opportune, proprio per cercare di creare il minor disagio possibile a residenti e anche persone che lavorano in altopiano che si devono spostare a valle. Attenzione massima, verifiche continue, ma la preoccupazione anche del primo cittadino è tanta vista l'entità di questi fenomeni che stanno attanagliando il territorio negli ultimi tempi. Faccio fatica a dire sotto controllo in questi giorni perché c'è sempre paura. Appena stiamo uscendo dall'emergenza se ne presentano di nuove, quindi non dico più sotto controllo in questo momento. Nel Veneto orientale allagamenti a Bibbione, corsa contro il tempo perché a breve ci sarà il concerto di Vasco Rossi. Abbiamo avuto un attimo di crisi verso le 7 quando dopo questa enorme quantità d'acqua che è piovuta dal cielo l'impianto fognario ha avuto qualche difficoltà a smaltirla, ci è voluto un po' di tempo. Quindi circa un'oretta prima che la situazione rientrasse in una certa normalità. Tanta pioggia in poco tempo e Bibbione, come Eraclea e la zona di Sumaga di Portogruaro, si è risvegliata allagata, in particolare le zone centrali, da Via delle Costellazioni a Viale Aurora in prossimità delle Terme, ancora Via delle Colonie dove l'acqua è arrivata anche nel parcheggio del villaggio turistico internazionale. Qualche tombino si era ostruito perché il vento, oltre che la pioggia e le foglie, avevano otturato qualche ingresso. La protezione civile, in ultimo, la nostra e quella del distretto di Portogruaro, in particolare San Stino, Teglio e Cinto, Camaggiore se non sbaglio, ci hanno dato il loro ausilio e con le pompe siamo riusciti ad aver ragione di qualche situazione più critica. Le difficoltà maggiori si sono verificate in Via Maia. Una delle zone maggiormente colpite dalla pioggia delle ultime ore qui a Bibbione è quella dell'area circostante il palcoscenico allestito per il concerto di Vasco Rossi e adiacente al Luna Park. La protezione civile con i volontari stanno lavorando per liberare il terreno dall'acqua. La speranza è che una volta risolta la situazione la pioggia conceda una tregua anche per le migliaia di fans in attesa di assistere al concerto sabato e domenica di Vasco Rossi. C'è chi addirittura si è posizionato con le tende in barba al maltempo. Non si fermano sicuramente davanti a un po' di acqua e poi noi siamo degli inguaribili ottimisti e quindi siamo certi che le cose andranno per il meglio. Attendiamo circa 20-22 mila persone
e per dopodomani siamo sui 28.000. Abbiamo qualche parcheggio che è andato sott'acqua e stiamo liberando, altri per fortuna si sono salvati perché le pendenze hanno fatto sì che l'acqua non rimanesse a stagnare. In fumo i risparmi di una vita, la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una 50enne trevigiano, intermediario assicuratore, che ha finto di investire soldi di famiglia, lui e amiche, tenendoli invece per sé. Quei soldi, risparmi di una vita, li avrebbe fatti fruttare lui, aveva promesso investimenti sicuri e così aveva convinto 2 famiglie trevigiane ad affidarsi a lui, agente assicurativo iscritto al registro unico degli intermediari. Un versamento dopo l'altro e goccia dopo goccia l'uomo, un trevigiano di 50 anni, padre di famiglia, è riuscito a far transitare fino a 150.000 euro sul suo conto, prosciugando quelli di chi si stava affidando di lui. È stata la Guardia di Finanza di Treviso a scoprire la truffa partendo proprio dalla segnalazione delle 2 famiglie che quando hanno iniziato a chiedere di disinvestire si sono sentite rispondere di no. In base alle indagini bancarie abbiamo verificato che il truffatore, che tra l'altro si spacciava anche per funzionario di varie società di assicurazioni, spendeva il denaro per finalità personali senza ovviamente utilizzarlo per l'acquisto dei prodotti assicurativi. Per mesi ha condiviso pranzi e cene con le sue vittime. Alle coppie di cui era diventato amico presentava moduli precompilati apparentemente intestati a grandi compagnie assicurative e poi consegnava falsi resoconti sullo stato degli investimenti. Non solo. Abbiamo accertato che dal 2016 al 2022 il contribuente non ha dichiarato compensi per circa 280.000 euro che sono stati quindi sottoposti a tassazione con il recupero di imposte per 150.000 euro. Oltre alla truffa anche un danno erariale. L'uomo ha operato come agente assicurativo per 5 anni con questa modalità. A suo carico ora una denuncia per il reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sostituzione di persona. Il comando trevigiano della Guardia di Finanza di Treviso, costantemente impegnato a tutelare il risparmio, raccomanda ai cittadini attenzione. Mai firmare assegni senza l'indicazione del beneficiario, piuttosto prediligere sempre il bonifico bancario che indica la causale con il riferimento al numero di polizza che è stato acquistato. È il 117 il numero da chiamare in caso di sospetti. Bufera politica, dopo il comunicato del Consiglio pastorale diocesano di Padova sulle elezioni, votate chi sostiene l'Europa, l'integrazione e l'accoglienza, si legge, e la Lega si sente chiamata in causa con una critica aperta alla diocesi. Le polemiche nel Veneto, che la tradizione vede come patria della balena bianca, scoppiano a 10 giorni dalle elezioni europee. La scintilla un comunicato diffuso dalla diocesi di Padova rivolto alla comunità cattolica che vuole dare un indirizzo di voto alle prossime elezioni. Un indirizzo che non fa riferimenti a persone o partiti, ma a valori e criteri. L'invito dunque a votare chi sostiene il progetto Europa, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati membri e insieme capace di scelte unitarie all'insegna dell'integrazione europea, e non quanti non credono nell'Europa e la tollerano soltanto per gli interessi nazionali. Parole che hanno suscitato la reazione della Lega, con la consigliera regionale leghista Francesca Scatto, che si rammarica per queste parole e afferma che la politica non si deve fare nelle chiese. Il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, arrivato in città per un convegno sulla tutela dell'incolumità delle forze dell'ordine, ha risposto sulla questione. Deve essere ben chiaro un discrimine, sì e valorizzazione alle forme di immigrazione legale. Questo è un governo che ha fatto un decreto flussi da 450.000 quote e quindi credo che l'immigrazione legale vada sostenuta. Dico no, e da questo punto di vista stiamo operando in modo importante. Dico no all'immigrazione illegale, dico no all'immigrazione non controllata, perché l'immigrazione illegale genera caporalato, sfruttamento, lavoro nero, ghetti, crea criminalità, violenza. Io credo nel valore dell'integrazione. Oggi abbiamo un grande problema che è quello delle seconde generazioni, che dimostra però che il problema dell'integrazione non sta assolutamente funzionando. L'immigrazione va controllata e per avere buona integrazione abbiamo bisogno che i numeri scendano. Io sono contento perché quest'anno i numeri dei flussi migratori sono circa il 60% meno rispetto all'anno scorso. Il governo ha ridotto i flussi di immigrazione clandestina, spiega Molteni, che auspica anche un intervento dell'Europa.
Mi aspetto che anche l'Europa sul tema dell'immigrazione faccia la propria parte. Questi anni l'Europa si è voltata dall'altra parte, io credo che difendere confini e frontiere sia un'opportunità non solo per l'Italia ma anche per le istituzioni comunitarie. Era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci.